Ciao a tutti, oggi faccio un video che non ho mai fatto. Vi parlo della giudicessa Eleonora d'Arborea che vedete alle mie spalle. Eleonora d'Arborea nasce intorno tra il 1340 e il 1350, non sappiamo ancora con certezza la data, probabilmente in Catalogna. È la figlia del grande giudice Mariano IV e di Timbora Rocabertì, una nobile catalana. Eleonora ha due fratelli, Ugo, che diventerà Ugone III, giudice, dopo il padre, e prima di lei, e Beatrice, una sorella più grande che si sposerà e andrà in Francia, a Narbona, a vivere. Eleonora d'Arborea è molto conosciuta, diciamo dal 1800, perché ha promulgato la Carta dei Logu, un codice di leggi, il primo codice di leggi scritte. Probabilmente dirò qualche imprecisione, ma non importa perché sto andando a braccio. Quindi nel 1392 promulgò questo codice, che però fu scritto prima dal padre. Lei lo aggiornò e lo promulgò. Diciamo si sa più o meno questa data. Poi vabbè, è stata giudicessa reggente al posto del figlio perché il figlio era troppo piccolo, Federico. In Sardegna è molto conosciuta, a Oristano la vediamo dappertutto, il suo nome viene dato a tantissime associazioni, marchi commerciali, piazze, una piazza, la piazza Eleonora, questa dove sono adesso, e poi in tutta la Sardegna ovviamente viene ricordata in vari modi. Cos'altro potrei dire? Che è una figura molto importante per noi, è una figura che a me appassiona da tanto, e quindi per questo motivo ho scritto il romanzo storico, che però parla della sua infanzia. Della sua infanzia non sappiamo niente, però vabbè, non posso anticiparvi come è fatto il libro. Vi dico solo che inizia nel 2018 e torna indietro nel tempo al 1388 e poi ancora al 1355. Quindi piena epoca giudicale, usi e costumi, personaggi realmente accaduti e non, fatti realmente accaduti e non, ovviamente un romanzo. Insomma, è molto interessante perché si parla anche dei monumenti di Oristano, quelli che ci sono, quelli che non ci sono più, ma anche di altre chiese che sono sparse in Sardegna, chiese romaniche. Per oggi è tutto, spero di avervi incuriosito sul personaggio e sul libro. Alla prossima, ciao. È pieno di turisti, c'è un caldo micidiale. Era il finalino.